Ciao, buongiorno. Oggi nuova uscita di sci alpinismo, visto che quest'anno la stagione è iniziata bene, si continua. Oggi abbiamo cambiato zona, siamo in Carnia, abbiamo lasciato la macchina sotto il rifugio Tolazzi, adesso stiamo risalendo la strada forestale che porta verso il rifugio Marinelli. Andremo a fare il Pic Chiadin, che è proprio una piccola, sono 2300 metri, diciamo è la cima che sta proprio dietro al Marinelli sul sentiero che d'estate porta in cima al Coglians. Siamo partiti da circa 10 minuti, qui sotto non c'è tantissima neve, la strada è innevata, però sicuramente in alto troveremo molta più neve. Purtroppo c'è già passato qualcuno, ieri sabato era bello, quindi c'è già stata gente, non troveremo i pendii intonsi, però insomma c'è tanto spazio, un po' di neve buona la dovremo trovare, forse troviamo anche qualche pezzettino che non è già stato arato. Circa un'oretta e mezza che saliamo, ormai siamo quasi in vista qui dietro di me, vediamo se si vede, del Marinelli, qui c'è la forcelletta, e ho avuto il primo inconveniente di stagione, praticamente salendo si è rotta la racchetta e per fortuna avevo dietro il nastro isolante, nastro americano, vediamo se tiene, almeno di finire la salita, cioè almeno di arrivare fino al Marinelli e poi di farsi una discesa decente, perché al momento le condizioni della neve sono davvero ottime. Va bene, ora ripartiamo e facciamo l'ultimo pezzo per arrivare su in Forcelletta. Poi il Picchiadin sarebbe, penso sia, forse o è questo qua davanti o è uno qua dietro, però insomma vediamo adesso come funziona qui la riparazione e in base a quello decido se fermarmi lì o salire con gli altri. Siamo arrivati. Com'è andata? Bene! Speriamo adesso è il divertimento. Fino adesso è fatica e sudore. Siamo arrivati sul Picchiadin, punto più alto di oggi. Dietro alle nostre spalle c'è il Coglians e qualcuno c'è salito. Ci sono delle belle serpentine su per il canale. Beh, magari un giorno, oggi io passo. Qui sono saliti sia in questo che anche in questo qua. Il panorama è abbastanza ampio, qua si va giù con la collina circa dove abbiamo lasciato la macchina e poi si va verso Sappada, qua c'è il Monte Talm, poi ci sono tutti i monti di Sappada, dopo il Bivera, laggiù i monti di Sauris, la pianura un po' nella nebbia e dopo i monti della Carnia, qua davanti Zoncolan, Tamai, e fino ad andare poi, qua sempre Carnia, la valle di Timau, Creta di Timau e poi giù verso l'Austria. Anche in Austria c'è un po' di nebbia e verso le Alpi Giulie. Adesso paninetto veloce, qui non tira neanche vento, poi via le pelli e si torna giù per dove siamo saliti.
let you decide, let you go right ahead. Like in my dreams, what you gonna do next? This is what we do best. Bene, come al solito d'inverno la batteria sta finendo, siamo tornati alla macchina, stiamo mettendo via la roba, abbiamo terminato il giro molto bene, soprattutto nella parte alta. Chiaramente abbiamo trovato ancora polvere, nonostante fosse un po' macinata dai passaggi soprattutto di ieri, però condizioni buone, anche dove erano già passati si sciava bene. Giro molto bello, su in alto uno spettacolo, il panorama dalla cima spazia 360, quasi 360, perché davanti c'è Cogliarse e Chianevate. Però si ha una bellissima vista proprio su quei due lì. C'erano le tracce che andavano su fino forse sul Coglians e sul canale a sinistra, a destra, deve essere una gran bella sciata, ma magari un po' più avanti. Per quanto riguarda il giro te lo lascio sotto su Strava o ti metto la traccia, ma insomma è semplice: dal Tolazzi si sale al Marinelli e poi dal Marinelli sono 20 minuti, un quarto d'ora fino sul Picchiadin, poi discesa da dove si è saliti. Si possono scegliere varie linee, ce n'è più pendenti, meno pendenti. Poi purtroppo l'ultimo tratto si fa su strada perché il bosco è troppo fitto. Oggi la strada era un po' ghiacciatina, non era al massimo, però insomma vale la pena farsi quella mezz'oretta, 40 minuti di strada, perché poi sopra è veramente una figata. Bene, allora spero che anche questo video ti sia piaciuto. Io ti ricordo, guarda sotto in descrizione per i dettagli di questo giro e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!